Cari amici e care amiche, siete qui presenti. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera da parte del laboratorio di Stanti Mauniti Casa Sardegna Online. Oggi presentiamo un'altra tappa del nostro cammino del progetto La Sardegna si racconta, Paesi in movimento, del nostro laboratorio di Stanti Mauniti Casa Sardegna Online. Come più volte abbiamo detto, il nostro obiettivo è la promozione della Sardegna con l'intento di esaltare le eccellenze dei singoli luoghi attraverso interviste, aneddoti, foto, filmati, presentazioni di prodotti, attraverso il volto e la voce di chi vive e opera in questi luoghi, se ne prende cura e li valorizza. Siamo alla ricerca di luoghi per un turismo culturale, consapevole, sostenibile ed esperienziale. Stiamo cercando di costruire un percorso che sia interessante, che sia attrattivo e rivolto a un potenziale turista che noi reputiamo curioso ma anche intelligente, che ama le cose belle e le esperienze sostenibili, contribuendo la sua presenza ad una maggiore valorizzazione del territorio. Abbiamo iniziato, come sapete, con Tortolì, siamo passati attraverso Sorgono, Ozieri, Sorradile, oggi siamo tornati nella provincia di Sassari, a Martis. È l'occasione per scoprire luoghi della storia, dell'arte, dell'archeologia, ma anche delle produzioni alimentari tipiche che meritano di essere conosciute e diffuse, anche grazie alla collaborazione della piattaforma Sardatellus, che è un progetto che alcuni di voi sanno benissimo che è sostenuto dalla Fasi. Vorremmo ringraziare per questa interessante e feconda documentazione che ci viene presentata, oltre al circolo di Roma Crase Maria Lai e la sua presidente Nives Cabizzoso, e il regista che con pazienza e competenza e passione ha contribuito alla costruzione di questo evento, Irio Puscello. Permettetemi, invece di fare le solite comunicazioni che solitamente faccio, di deviare diciamo, per dire anche in maniera anche abbastanza sincera, va bene, una cosa secondo me molto importante. Noi abbiamo avuto il congresso come Fasi che si è, diciamo, praticamente svolto a Milano nei giorni 10, 11 e 12. È sicuramente il congresso di un gran numero di circoli, probabilmente il più grande numero di circoli che si riconoscono in un'associazione, in una federazione, e nel contempo in quel momento, in un momento come quello, un momento abbastanza fondante per noi appartenenti a circoli, la nostra vicepresidente Rassa, Sandra Zedda, nel corso del congresso ha comunicato che la Giunta ha ufficialmente riconosciuto il circolo di Sciardana di Perugia e sinceramente la nostra circoscrizione, quella del centro-sud, è stata felicissima e chiaramente si stringe attorno al gruppo dirigente, alla sua presidente Nicoletta Menneas. Inoltre, diciamo, siamo onorati di presentare per i saluti istituzionali il nostro diciamo, nuovo presidente Bastianino Mossa, che molti di noi conoscono, e soprattutto sono orgoglioso anche di presentare, va bene, gli eletti espressi dalla nostra circoscrizione. E diciamo particolarmente contento perché ci sono molti giovani e donne soprattutto. Termino qui ricordando e stiamo trasmettendo anche tramite la piattaforma Facebook del nostro gruppo e sempre in streaming sulla TV Ionoas. Per cui lascio a questo punto la parola e le redini al presidente del circolo Crase Maria Lai Nives Cabizzuso, che presenterà gli ospiti. Grazie. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti. Il saluto che dobbiamo fare, insomma, in collegamento internazionale. Io sono presidente da un anno circa e ho sostituito Maria Vittoria Migaleddu, che appunto è la facilitatrice, essendo nativa, insomma, di Martis. Quindi, insomma, una bella idea questa di presentare un paese piccolo, comunque, insomma,
che ha tante caratteristiche di cui parlare. E questo è il primo evento appunto che si fa dopo il congresso, per cui dobbiamo anzitutto ringraziare l'ex presidente Serafina Magia, che si è molto insomma, che ha dato tanto con passione e dedizione a tutti i circoli della FASI. E adesso ecco il nostro nuovo presidente Bastianino Mossa, che con me ha in comune insomma l'origine della zona geografica della Sardegna, che insomma ci saluterà. A te la parola, Bastianino. Ciao, caro saluto a tutti dai rigori della pianura padana, qui siamo quasi sotto zero. Vi chiamo da un posto. Scusate, però si sente male, sono solo io? No, hai ragione, si sente male, sì. Si sente? Malino si sente sempre gracchiare. È un po' un collegamento di fortuna. Perfetto, mi sentite? Ora sì. Sono su nella terrazza qui della Corte Fagiola, dove abbiamo sede. Tra l'altro siamo in fase di ristrutturazione proprio nei locali dove verrà la sede della federazione, no? Appena sarà pronto, fra qualche... Niente, un saluto in modo particolare a chi è collegato da lontano, quindi da tutti gli amici delle altre federazioni, che naturalmente questo vostro progetto tiene tutti assieme. Chiamato Casa Sardegna è quel contenitore, no? che tiene dentro poi tutte le cose che ci siamo detti anche al congresso. Il congresso che penso che abbia tracciato un po' le linee guida, no? del nostro sviluppo come federazione, e che ha messo in vetrina tutto quello che di meglio abbiamo fatto e possiamo fare. Quindi le novità soprattutto delle idee, le novità generazionali, a partire dai più anziani, che si sono dimostrati come sempre il cemento, no? della nostra federazione, fino ad arrivare all'energia dei meno giovani e dei ragazzi che oramai non sono più ragazzi, ma che a 23-24 anni oramai sono dei professionisti affermati, e che a differenza della mia generazione a quell'età, a 30 anni, facevo magari, iniziavo a esercitare una professione. Adesso i ragazzi la fanno a 24 con delle competenze che abbiamo visto e che sono state illustrate e che metteremo in campo anche nei prossimi anni. Niente, io non mi resta solo che salutarvi innanzitutto, perché per me è successo tutto molto velocemente, quindi appena 5-6 giorni fa ero un presidente del circolo di Piacenza, adesso mi trovo a diventare presidente di 70 circoli, insomma, quindi rappresentare una federazione molto, molto importante come la nostra. All'interno di questa federazione i progetti come quello che avete messo in campo penso che siano strategici per tenere insieme tutto questo nostro mondo, un mondo che penso che pochissimi al mondo, in Europa, da tutte le parti possano avere. Uno strumento che, come sappiamo, parla di cultura, di economia, di agroambiente, di tutte quelle cose che noi che siamo l'altra Sardegna, quella di fuori, possiamo mettere in campo per sostenere socialmente ed economicamente la Sardegna. Quindi noi andremo a fare, per quanto mi riguarda, delle cose molto concrete, abbiamo le idee chiare su cosa fare, sappiamo quali sono le nuove prospettive per il terzo settore, sappiamo quali sono le nuove prospettive per quanto riguarda il turismo, i trasporti, i soliti annosi trasporti, e soprattutto, questo ve lo dico, è ufficiale, che abbiamo acquistato il 49% della Cibus SRL, e quindi la Fasi, tutti noi riuniti abbiamo acquistato il 49%, in quanto abbiamo pagato proprio l'ultima rata che dovevamo pagare. Quindi abbiamo questo strumento ci consentirà di parlare, di aiutare soprattutto quei territori con cui ci si collegherà adesso, con i territori di Martis e con tutti gli altri territori di cui avete parlato. E diventerà uno strumento di aiuto concreto e non solo di propositi diversi. Ecco,
Questa è la grossa novità proprio dell'ultimo momento. E poi non mi resta che abbracciarvi tutti. Benvenuto ai circoli a Nicoletta, ai Sciardana, a tutti i ragazzi di Perugia, ai ragazzi del Molise e a tutti quanti quelli con i quali anche in questi anni abbiamo fatto anche delle battaglie, perché poi alla fine tenere duro in questi 2 anni, mantenere i circoli aperti, penso che sia stata la cosa più importante. Poi tutti gli argomenti, le discussioni, i ragionamenti li metteremo sul tavolo al momento opportuno e li risolveremo, i problemi che verranno li risolveremo tutti assieme. Vi ringrazio e vi faccio un grosso abbraccio e tanti auguri di buone feste, un buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Grazie Bastianino per questo saluto e buon lavoro, insomma c'è molto da fare, quindi veramente buon lavoro. E adesso passo la parola a Mattia Lilliu, che è vicepresidente della Fasi, entrato appunto nell'esecutivo e prima invece era appunto le battute sui giovani perché è stato sinora coordinatore nazionale dei giovani. Ecco a te Mattia. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i presidenti, a tutti i soci e soprattutto a tutte le persone che appunto si collegano dalla Sardegna. Anch'io in questa veste nuova di vicepresidente, di braccio destro di Bastianino, come diceva lui, siamo tutti novizi, quindi tutti alle prese con questi nuovi ruoli e speriamo che ci calzino bene. Sono molto contento di iniziare questo nuovo percorso con un evento di questo laboratorio, un impegno che è stato portato avanti con molta dedizione, con molta professionalità, con molta passione da tutte le associazioni della nostra zona. Una serie di incontri che si inserisce in una che è quella delle principali tematiche di cui poi i circoli e la fase si occupa, ovvero la promozione del territorio, la promozione del turismo, la promozione di una tipologia di turismo che magari è meno conosciuta e meno, come dire, meno facile, perché quando un non sardo pensa alla Sardegna, pensa principalmente alle vacanze e all'estate e tende un po' a non considerare invece tutto il bel patrimonio della nostra terra e tutte le realtà che la costituiscono. Per cui vi ringrazio per l'organizzazione di questo evento e, come dire, a tutti gli amici di Martis vi aspettiamo presto da noi per conoscerci dal vivo. Buon lavoro. Grazie Mattia e buon lavoro anche a te, a tutti quanti. E dovrebbe esserci l'intervento di Gemma, ma non la vedo collegata. Quindi aspettiamo magari che si collega. Intanto do la parola a Sara Nicole Cancedda, che è la coordinatrice nazionale dei giovani. Sì, Dai, buonasera Sara. a tutti. Sono la nuova coordinatrice giovani dopo Mattia Lilliu, quindi raccolgo un'eredità molto pesante perché è stato bravissimo in questi anni, ma fortunatamente lo faccio con una bellissima squadra di giovani motivati e capaci, per cui sono sicura che riusciremo a fare bene. Detto questo, a nome del coordinamento giovani porto un saluto a tutti e soprattutto i complimenti per questa bellissima iniziativa che ruota intorno ai temi che abbiamo individuato come cardine anche per l'azione del futuro, la promozione del territorio, la sostenibilità ambientale, temi che ci sono cari ma che sono anche attuali per ovvie ragioni, per necessità, perché ce li pone davanti l'attuale situazione. E soprattutto i complimenti a tutti coloro che hanno organizzato questi eventi. Io ho potuto seguire da dietro le quinte la realizzazione, la programmazione di tutto e posso dire che anche se magari visto sul momento su Zoom è tutto molto spontaneo e scorre, in realtà dietro c'è un lavoro enorme. Per cui grazie a tutti coloro che hanno collaborato, che hanno reso possibile l'evento, a partire dai circoli, dal coordinamento, Elio, Irio, gli ospiti, il comune di Martis. Grazie mille.
Ecco, adesso una new entry, una giovanissima, che è la coordinatrice del Centro Sud per i giovani, del circolo riconosciuto dalla FASI, ma ancora non dalla Regione. Comunque speriamo presto, Asia Pisu del circolo di Monios Abruzzo e Molise. Prego. Buon pomeriggio Asia. a tutti, grazie Nives, grazie a tutti per questo invito, sono emozionatissima perché per me è tutto nuovo, veramente tutto nuovo e sono davvero contenta di essere qui con voi, complimenti a tutti per l'organizzazione di questi progetti, davvero mi fanno onore e per me è bellissimo essere qui. Mi presento perché con molti di voi ci siamo visti al congresso, con altri invece no. Io sono Asia, faccio parte del circolo di Monios Abruzzo e Molise, nel quale mi occupo del servizio bigliettazione insieme ad Eurotarget, quindi faccio i biglietti per i soci e sono davvero contenta di ricoprire questo nuovo ruolo, di confrontarmi con un gruppo di giovani che mi ha spiazzato positivamente perché non mi aspettavo davvero tutta questa intraprendenza, sono delle persone brillanti e non vedo l'ora di lavorare con loro e di partecipare a tutti i progetti che ci saranno. Quindi vi ringrazio tantissimo e soprattutto oggi non vedo l'ora di scoprire di più su Martis, quindi sono prontissima. Grazie mille. Adesso passo la parola a Maria Vittoria Migaleddu che introdurrà insomma gli incontri, l'evento, gli interventi. Ciao, salve a tutti. Ringrazio tutti per questo evento che per me chiaramente riveste un valore emotivo abbastanza importante e quindi voglio ringraziare brevemente ma molto sentitamente Maria Nives Cavizzoso che ha proposto che Martis fosse una tappa di questo viaggio tra i paesi della Sardegna e ovviamente tutto il direttivo, l'associazione Acrasia Manelai che ha appoggiato questa iniziativa. Detto questo, per introdurre Martis credo che sarà una delle tappe appunto di un turismo lento, però io preferisco chiamare di un turismo che riguarda più che turisti i viaggiatori. C'è una differenza tra turisti e viaggiatori. I viaggiatori sono quelli che, secondo me ovviamente, che si fermano, che ascoltano, che sentono il luogo. E da questo punto di vista, ora vorrei essere abbastanza breve, poi commenteremo dopo che vedremo il video. Ecco, Martis già da tanto tempo, già nel passato è stata una meta di viaggiatori e credo che uno dei più illustri viaggiatori che ha iniziato proprio da Martis la scoperta della Sardegna sia Andreas Fridolin Weiss Benzon. Silvio ci manda una foto, la foto sua, ecco. Questa che vedete è la foto di Fridolin, lo potete distinguere, è alla sinistra, in mezzo c'è mia nonna Vittoria Mundula e mio zio Gian Maria. Ecco, questo Fridolin, sento un eco, ecco. Fridolin Benzon nel luglio del 52, scusate, sento un eco molto fastidioso. Pronto? Sì, Pronto? si è collegato via per quello. Allora, appunto Fridolin Benzon ha 16 anni praticamente, perché era nato nel 36, nel luglio del 52 sbarcò in Sardegna. Arrivò ad Olbia, da Olbia andò a Sassari e qui lui dice, ecco, abbiamo una lettera di Fridolin, la prima lettera che lui scrive, se Irio ce la fa vedere, in cui dice di aver incontrato a Sassari, Fridolin ovviamente è quel ragazzo alla sinistra, di aver incontrato a Sassari un giovane che l'ha invitato, ecco qua, è datato
data del 52 e sotto, vedete, Martis 22/7, poi c'è una... 2 righe che mio zio Nicolino, che è quello che l'aveva contattato e l'aveva invitato a Marti, scrive alla madre di Benzon. Quindi Benzon, che è il più grosso, penso che quasi tutti lo conoscete, ma il più grosso studioso di Launeddas che insomma sino ad oggi. Proprio ieri e oggi a Cagliari c'è un congresso internazionale patrocinato dall'ambasciata di Danimarca, che ha 50 anni dalla morte, perché Fridolin purtroppo è molto giovane, nel 71, e ricorda appunto questo grandissimo studioso. Allora Fridolin è proprio forse l'esempio più importante di viaggiatore che si ferma in paesi piccoli come Martis e da lì poi parte all'esplorazione della Sardegna. Ecco, credo che Martis, dopo Sorradile, che è ancora più piccolo di Martis, sia uno dei paesi più piccoli che appunto questo progetto La Sardegna si racconta tocca. Io penso che ora forse sarebbe bene vedere il video e poi sul video magari poi facciamo dei commenti. Preferite il video o interviene il sindaco? Ah no, il sindaco, certo, scusa, il sindaco, certo. Certo, il sindaco. Adesso sì. Ce l'ho attivo, mi sentite? Sì. Ok. Innanzitutto vorrei salutare tutti i presenti che sono qua e tutti coloro che hanno cercato con grande sacrificio e impegno di fare questa manifestazione. Dunque mi riferisco in maniera particolare a, permettetemi che lanci una spada prima di tutto per la mia compaesana, perché anche se abita ad Alghero ed è stata a Roma per parecchio tempo, è sempre stata qua vicino. Infatti proprio gli si addice distanti ma uniti, perché effettivamente Maria Vittoria, nonostante lei abbia abitato a Roma e adesso a Alghero, è sempre stata qua, perlomeno, se non fisicamente, c'è sempre stata vicina. Soprattutto devo essere sincero, io ho avuto un ottimo rapporto, e Martis ha avuto un ottimo rapporto, so che alcuni di voi non lo conosceranno, però Vincenzo Migalettu, che è il fratello di Maria Vittoria, è stato molto vicino a noi, soprattutto riguardante le questioni che riguardavano Martis, per poter portare Martis nel mondo, per poterlo valorizzare al mondo. E oggi, forse anche lui da lassù, ci dice che i collegamenti che noi abbiamo con Shanghai, Tokyo, Argentina, Canada e USA è un percorso che forse ha iniziato anche lui. E questo bisogna dargliene atto. Ringrazio soprattutto il presidente della Crase Maria Lai di Roma, Bastianino Mossa, il presidente della Fasi, Mattia Lilliu, vicepresidente, il signor Azzuni, componente esecutivo Fasi, e la signora Asia, perché ci permettono di portare Martisi nel mondo, ci permettono di portare questo piccolo paese alla conoscenza di tutti i paesi, di tutte le regioni, di tutti i continenti che non conoscono le nostre peculiarità, che non conoscono i nostri siti, che non conoscono i siti archeologici, la nostra cultura. Martisi si propone come piccolo paese, ma penso che grazie anche a tutte le nostre manifestazioni che abbiamo fatto negli anni, che ci mandano soprattutto attraverso le voci, attraverso il volto, attraverso coloro che operano nel settore, ci mandano una conoscenza diretta nel nostro paese. Io dico che questa manifestazione che è stata fatta ci porterà ancora più pubblicità, ci porterà ancora più conoscenza, ci porterà ancora più turismo, soprattutto quel turismo che Maria Vittoria ci ha detto. Stanno già nascendo delle piccole imprese, abbiamo avuto già dei contributi per dei bed and breakfast, in maniera tale che non solo avere anche la conoscenza, ma avere la ricettività, che è molto importante.
Io penso che di tutto il resto che riguardano sia il settore degli eventi culturali, sia l'archeologia, sia l'enogastronomia, sia proprio dei nomadi digitali, sia della produzione, sia dell'enogastronomia, saranno gli altri in maniera particolare a essere più esaustivi nel discorso. Io ringrazio il circolo, ringrazio poi tutti, in maniera tale che Martis vada nel mondo. Grazie. Ho terminato. Dopo i saluti del sindaco, che ringrazio ovviamente per la collaborazione anche per questo evento, passerei ora alla visione del video e poi su questo So around 14 years ago, Christopher and myself, we were in the UK. We made a decision to buy somewhere abroad, and we looked at Madeira. It's okay, you know. We wanted paradise, we wanted everything. We went to Abruzzo and mainland Italy, and then we made a trip to Sardinia, and then our hearts were complete because we came here to Martiz and we only saw one property. And we fell in love, didn't we? Yes, we did. It was the place for us. And it's a very small village, it's very tranquil, and we decided this would be our place for retirement and to have a good and better life. Attraversando il paese, passeggiando, possiamo notare tantissimi architravi che sono di adorno per quanto riguarda le case storiche, dei balconi molto interessanti di almeno 2 o 3 palazzi storici del fine del 1800. Il palazzo è del 1888, dalla data che abbiamo su una facciata, su una pietra c'è l'anno di fine dei lavori. Ed è un palazzo che è stato di Ruiu, Leonardo Ruiu, che era un proprietario terriero di Martis, che aveva molte proprietà qua. Diciamo che questi sono i classici palazzi ozieresi. È una manovolanza ozierese ed è riconosciuto dall'altana classica appunto di Ozieri. L'architetto che poi ci ha dato una mano nel recupero degli affreschi ci ha fatto notare anche la dedica a questo affresco, che è di Luigi Canepa, il compositore di Sassari, e mi ha fatto notare anche che comunque questa stanza ha una bellissima acustica, quindi magari stiamo pensando che potesse essere magari la sala dedicata alla sala della musica, questa stanza qua. Stiamo anche lavorando sulla rete escursionistica che favorirà
le visite guidate degli alberi monumentali che saranno poi legati anche al nostro patrimonio archeologico e culturale, quali per esempio la chiesa di San Pantaleo, gioiello medievale di stile gotico-romanico. Il Museo Diocesano, che raccoglie la Dormitio Virginis, una scultura lignea che praticamente del primo Medioevo, che dà un valore aggiunto, diciamo, a questo museo. Poi abbiamo un Cristo ligneo, idem del Medioevo, del XIV secolo, se non ricordo male, e quindi, diciamo, abbiamo tanti beni che possono essere messi in mostra. Altri beni che si possono visitare e che sono di importanza fondamentale. La prima, naturalmente, riconosciuta a livello mondiale è la foresta petrificata di Carrucana, il risultato, diciamo, del Miocene, circa 20 milioni di anni fa, che diciamo, ha lasciato in questa valle che praticamente va a finire a Perfugas, ha lasciato ancora dei tronchi petrificati di diverse specie, come per esempio le palme, che oggi sono studiate e che naturalmente riportano ad un periodo dove le variazioni climatiche erano praticamente già visibili allora. Quindi noi sappiamo che in quel periodo avevamo un clima che praticamente era quasi sahariano, in base alle specie che erano presenti. Per terminare con un'altra chicca geologico-ambientale, che è quella della cascata di Triulintas, che è meta di tantissimi visitatori che naturalmente arricchiscono il nostro paese giornalmente durante i periodi, diciamo, di bel tempo. Vincenzo, si può dire, ha portato Martis al centro della Sardegna. Io mi ricordo le lotte che sono state fatte qua quando volevano trivellare chiedendo l'autorizzazione, e noi a 2000 metri senza darci nessuna indicazione, cioè volevano trivellare al buio, dove soprattutto avevamo le sorgenti d'acqua, che erano fonte per noi importantissime, e dopo senza darci nessuna comunicazione. Vincenzo è sempre stato vicino soprattutto a noi martesi. In questo momento ci stiamo riunendo contro questo termodinamico, domani probabilmente ci dovremo unire anche contro le trivellazioni, che per esempio sono anche nella mia zona come pericolo presenti. Per cui è importante avere questa consapevolezza, non ci può essere nessuno che può decidere sui nostri territori. Abbiamo purtroppo una regione invece che ha abdicato a questa sua capacità o dovere di programmare quello che succede nei territori, lasciandoci in mano a predatori esterni che arrivano con intenzioni sicuramente non benigne nei nostri confronti. Grazie. Bravo, grazie. Ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere il dottor Vincenzo Migaleddu sul finire del 2013 e quindi di fare insieme a lui un pezzo di strada fino al 2017, anno in cui ci ha lasciato. Migaleddu è stato innanzitutto un medico in prima fila nella lotta per la difesa della salute pubblica e quasi da solo, potremmo dire, ha avuto la forza di porre la questione dei malati e dei morti di inquinamento nei siti di interesse nazionale per bonifica, che coincidono con ampie porzioni di territorio che includono a loro volta le aree industriali sorte in Sardegna
con i piani di rinascita, piani da lui fortemente criticati. Difesa della salute pubblica e difesa del territorio sono stati certamente due capisaldi della sua riflessione e della sua azione. Trovate dalla parte anche delle istituzioni, ma molto spesso si sono trovati contro le istituzioni, però a fianco delle persone, a fianco dei territori, a fianco della gente. E noi abbiamo dato delle informazioni tecnico-scientifiche, ma anche perché era importante far emergere una consapevolezza su quello che è la necessità di difendere il territorio. Il territorio, come è stato già detto, non deve essere svenduto, ma non deve essere mai neanche avvelenato, perché quando un territorio viene avvelenato è come impedire alla gente di rimanere dove è nata. Innanzitutto abbiamo avuto una diminuzione molto accentuata di persone che sono scomparse e altri giovani che sono andati via. Questo naturalmente è un duro colpo sia per la società martese, ma sia per chi governa, perché naturalmente fa i conti con una diminuzione sostanziale di giovani e di persone che naturalmente hanno fatto la storia di questo paese. Come di tanti altri paesi della Sardegna è un paesaggio che si basa sull'agricoltura e sulla pastorizia, ma che ultimamente ha perso un po' di superficie utile da coltivare, nel senso che ci ritroviamo con delle colline, con delle collinette che in passato erano coltivate a vigne, a vigneti, a orti, a uliveti, che per un periodo sono state abbandonate, e quindi lì è sopraggiunta la macchia mediterranea che in qualche modo ha coperto, e da qualche parte anche lo sviluppo ulteriore di boschi o comunque di una vegetazione boschiva. Però allo stesso tempo c'è stato un gruppo di giovani che sono tornati indietro, hanno detto dobbiamo coltivare i terreni, quindi attraverso attività imprenditoriali, anche martesi di origine che sono tornati anche dal continente, hanno fatto sì di tenere attive e vive le tradizioni che hanno toccato Martis da sempre. Quindi ultimamente vediamo che il paesaggio si sta ricostituendo dal punto di vista agricolo e soprattutto dal punto di vista delle coltivazioni vitivinicole e anche di uliveti. Il spopolamento lo dividiamo spesso nel lavoro, il fatto che non c'è lavoro in questi posti. Ecco, io penso che comunque è la concezione del lavoro che deve cambiare, come deve cambiare automaticamente anche la concezione di cittadino. Il cittadino non è per forza una persona che nasce e vive in un luogo sempre dall'inizio fino alla fine e che lavora in quel luogo. Il cittadino oggi come oggi ha sfaccettature completamente diverse, ce ne sono milioni, ci sono diverse sfaccettature. E sarebbe bello poterle identificare, o perlomeno cercare di capirle. Io sono nato a Milano, sono vissuto lì per 17 anni, poi ho avuto la fortuna, ogni anno venivo in ferie qui nel paese dei miei genitori e ho conosciuto Sara, che poi è diventata mia moglie. Quello è stato l'input principale che mi ha fatto muovere dalla città. Nel 2014 ho rivalutato un po' la mia vita, ho pensato di cambiare proprio genere, di riprendere un sogno che avevo da quando ero bambina, quindi di spostarmi nella terra delle mie origini. Anch'io, come forse tanti altri kamikaze, hanno deciso, purtroppo pochi, ma hanno deciso di ritornare al paese di origine, quindi nel mio caso a Martis. Dopo aver fatto parecchie esperienze all'estero, ho visitato diversi continenti e vissuto le realtà di altri posti. Io mi sono trasferito a Martis nel 2013 con un amico di Arcilegazzi Palermo, anzi un collega, per dire la verità. Avevamo in testa di fare un progetto in campagna, un progetto di sostenibilità umana, ambientale, sociale. Noi avevamo in testa tutta una nostra storia, però poi alla fine le cose, come si dice, la vita e i progetti in realtà poi prendono le strade che devono prendere, quindi la nostra idea iniziale, che fra l'altro era pensata più in
campagna, in una cascina, una cosa così, perché noi invece la casa dove poi abbiamo cominciato era in paese, era dentro il paese di Martis, e questo a posteriori è stato un bene, perché appunto ci ha permesso di entrare all'interno della comunità, del paese. When we came here, I started to renovate the house. So that is my job as such. And over the years, we've renovated the house and enjoyed every minute. Yeah, for me, it was very difficult because I sing. I'm still in a famous band, a jazz funk band called Shack Attack. And the good thing was I was able to commute from Sardinia to the UK, from the UK to all the places around the world where our concerts were. So I was here mainly every 2 or 3 weeks. So I was like a tourist for 10, 12 years. And then I was in London doing my thing. So to come back here after touring the world was just like, it was the paradise I always wanted. It was calm and time to get your head together and time to be spiritual and be free. Ma non c'è niente a Martis, non mi diverto, non c'è lavoro. Dico, prendiamo queste persone ad esempio, prendiamo Gil e Chris, e loro invece pensano che ci sia tanto. E dobbiamo chiederci come mai loro pensano che ci sia tanto. E allora dobbiamo iniziare a osservarci, a conoscerci meglio e capire quali sono le nostre risorse. E questa è una cosa fondamentale. E come dicevo prima, una risorsa è appunto questa, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la qualità del cibo, la qualità dei rapporti sociali, che a mio avviso devono essere preservati e difesi. C'è un'emergenza sul tessuto sociale di Martis, sta rischiando di essere danneggiato e comunque bisognerebbe intervenire su questo. E una delle cause sono la mancanza degli spazi di aggregazione diversi dai soliti, che sono magari i bar. Un tempo gli spazi di aggregazione erano le piazze, erano le strade, erano le vie davanti tra case, agglomerative di case. Ecco, questi spazi devono essere, loro stessi devono essere preservati. Bisogna lavorare e concentrarsi molto su questi spazi. E appunto gli eventi sono delle cose molto importanti affinché questi spazi vengano rivitalizzati ed acquisiscono dei significati importanti. Cinemartis è nato nel 2018 e siamo arrivati alla 4ª edizione. Chi è che organizza Cinemartis? Beh, il Comune di Martis, l'Associazione Ipergamma, il Nuovo Circolo del Cinema e l'Accademia di Belle Arti di Sassari. Gli obiettivi del festival sono 3 fondamentalmente. Il primo è un ragionamento e una riflessione sul linguaggio cinematografico, il linguaggio audiovisivo. Il secondo è una riflessione sul territorio che ospita il festival. Terzo è mettere insieme la didattica dell'audiovisivo, la didattica del cinema, con la produzione, dunque aiutare gli studenti che studiano cinema in Sardegna a confrontarsi con il territorio, con i luoghi del territorio e realizzare dei loro elaborati audiovisivi. Martis perché è al centro di una zona importante che è l'Anglona. Poi è una zona che ha bisogno di essere rivitalizzata. Abbiamo incontrato un'amministrazione, un sindaco lungimirante che in qualche modo è interessata alla cultura, alla didattica e all'istruzione e dunque punta su questi elementi che sono il centro appunto dell'iniziativa. Allora, nella prima edizione si chiamava Cinemartis, dalla seconda edizione abbiamo cominciato a chiamarlo Cinemartist con una T finale. Perché? Perché oltre al cinema abbiamo aperto anche ad altri linguaggi. Negli anni abbiamo realizzato tramite gli studenti di pittura e di scultura dell'Accademia di Belle Arti delle opere di street art all'interno del paese, opere di street art che in qualche modo anche quelle hanno dei riferimenti col territorio, ma alcune hanno riferimenti invece col linguaggio cinematografico, con la storia del cinema. L'altro anno Ennio Morricone, Gian Maria Volonté, quest'anno Fiorenzo Serra. Ogni edizione del festival dura circa una settimana. Da giovedì alla domenica abbiamo anche le serate per le persone del territorio, facciamo proiezioni e incontri con autori
Quest'anno una masterclass abbastanza importante, condotta da Lorenzo Endel, che insieme ad Anna Kauber e agli studenti che partecipano all'edizione di quest'anno faranno una riflessione su quello che è il documentario e come il documentario può raccontare la realtà. Il paese è cambiato sicuramente. È cambiato in meglio, abbiamo alcune prospettive in cui noi ci stiamo lavorando già da 5, 6 o 7 anni e soprattutto questo per cercare di combattere lo spopolamento. Giovanni è riuscito negli anni a creare questo avanti e indietro rispetto a quello che è l'esterno, anche a livello proprio mondiale, perché sono arrivate persone e ragazzi un po' da tutto il mondo, quindi il movimento c'è. Servono persone che credono in questo movimento, servono persone che hanno idee, iniziative. Qui ce ne sono già molte e sicuramente incrementandole si riesce ad avere qualcosa in più. Nessuno è andato via perché viveva male, nessuno è andato via perché non gli piaceva il paese o perché non gli piacevano le persone. A Martis si vive già bene e come si vive bene a Martis la qualità di vita è impagabile. Il problema, come dicevamo, anche l'opportunità, ma insomma anche il problema è, diciamo, riuscire a avere un lavoro, perché il lavoro è parte integrante della vita e quello ci permette anche di fare, come dicevo prima, degli investimenti, perché noi come stile di vita non è che abbiamo andare al billionaire d'estate, cioè fare degli investimenti, anche uno vuole comprarsi la sua terra, piantare i propri olivi. Fondamentalmente c'è la necessità più grande è, diciamo, credo, trovare la forma di creare un reddito per le persone. Ho avuto la fortuna di essere nato fuori, aver vissuto là, studiato là e quindi ho avuto la possibilità di confrontare due modi di vivere completamente diversi, la città Milano e il paese Martis. Perché è stato fatto anche in modo da coinvolgere la gente che vive la realtà quotidiana nel lavoro, nell'arte, nella cultura. E praticamente tutto il paese si è sentito coinvolto perché partecipe. Non ho mai abbandonato Martis. Comunque il fatto per cui io spesso mi sposto è in realtà forse anche inconsapevolmente un tentativo di arricchire Martis, il fatto comunque di viaggiare, di andare a vivere in luoghi diversi comporta effettivamente un arricchimento personale ed è un arricchimento che poi tendo a riversare nel paese con semplici azioni quotidiane. Senza radici non si è nessuno, non si va da nessuna parte e quindi quando io esco fuori, pur vivendo a Sassari, ma venendo qua in paese molto spesso, quando mi chiedono di dove sei, io sono di Martis. Allora, mi sentite? Abbiamo visto questo filmato su Martis e io direi che il succo di questo filmato è in qualche modo sempre il viaggio. Siamo partiti da un illustre viaggiatore degli inizi degli anni 50 che ha iniziato da Martis, Fridolin Benzon, mi riferisco per chi non fosse collegato allora, ha iniziato appunto da Martis questa sua esplorazione della Sardegna e nel filmato vediamo
tanti viaggiatori che da fuori vengono a Martis, viaggiatori sono i martesi, giovani martesi che vanno fuori e poi ritornano, riportano, c'è questo viaggio continuo e mi sembra che da questo punto di vista Martis sia nel suo piccolo, è un paese che ha meno di 500 abitanti, poco meno, sia un esempio abbastanza caratteristico. Ora io darei la parola, secondo il palinsesto, a Giovanni Marchetti, che dovrebbe parlarci di archeologia, ma qui vorrei chiedere anche, approfondire anche quello a cui faceva cenno prima Sara, mi sembra. Giovanni era così il fulcro a Martis di un'organizzazione mondiale di viaggiatori, di giovani viaggiatori, che appunto venivano a Martis e trattenevano parecchio tempo. Ce ne parli un pochino, Giovanni? Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, io un saluto, io sono Giovanni e ringrazio tutti per l'organizzazione, ringrazio Irio, ringrazio il sindaco, tutto il comune, il lavoro di Davide che oggi non c'è, che è impagabile perché riesce sempre a coordinare, legare, eccetera. E anche tutte le persone, Maria Vittoria, tutte le persone che hanno partecipato per organizzare questa cosa, che è bellissima, mi sono commosso su questo video. Ora, io devo fare una premessa. Purtroppo Dio mi ha dato alcune qualità, ma non il dono della sintesi. Quindi se mi chiedete due cose è finita, cioè domani siamo ancora qui. Io purtroppo, quindi posso cercare di essere breve e dire il progetto, come si capisce più o meno dal video che abbiamo cominciato nel 2013 con un amico di Palermo che si chiama Antonio, ha portato a Martis molte persone da tutto il mondo, appunto, che venivano per fare un'esperienza di vita in campagna, un'esperienza di comunità che era la comunità della nostra casa e la comunità del paese. Prima per fare anche un'esperienza a contatto con la natura, e in questo Martis è un paradiso davvero. Come ha detto Gil nel video, Martis offre una natura stupenda, offre la possibilità di entrare come si dice, di entrare in una relazione profonda con la natura, perché c'è l'agricoltura, c'è, come diceva Antonello, anche delle zone non coltivate che offrono una ricchezza di biodiversità incredibile, e dobbiamo ringraziare Vincenzo, il fratello di Maria Vittoria, che è stato un supporto per il paese, per il nostro progetto, e è ancora, perché le sue parole e il suo lavoro sono ancora vive, e come si dice, la biodiversità che c'è a Martis, che è salvaguardata da tutte le persone che continuano a lavorare le campagne, che continuano a essere attivi nella cura e nel miglioramento della vita naturale del paese. Questo è andato avanti fino al coronavirus, che poi ovviamente ha stoppato tutto, diciamo. È stato, come per tanti, la causa di un'interruzione di tanti progetti, e purtroppo, appunto, anche io personalmente non me la sono più sentita di portare molte persone da fuori in un paese di anziani, perché ovviamente non volevo essere responsabile magari di possibili, insomma, persone che cioè di possibili contagi, diciamo. E quindi si è stoppato tutto, purtroppo, però appunto questa esperienza è stata un seme che rimane e che ha portato comunque diciamo, porterà dei frutti sicuramente. Ora, tutto non è finito, perché comunque c'è Paola, che abbiamo visto nel video, che ha aperto la sua azienda agricola, c'è Gianluca, che adesso è a Boston, perché lui si è fidanzato con una ragazza che era una volontaria a casa nostra, e adesso è lì, ma lei
ha comprato una casa a Martis, lei è statunitense e ha comprato una casa a Martis che vuole ristrutturare, quindi cioè, insomma, questi semi porteranno dei frutti. Una cosa che non è stata citata nel video, che Antonello, il vice sindaco, che è una guida turistica, aveva organizzato dei tour che erano molto molto frequenti da aprile a ottobre. Anche quelli si sono fermati, ma venivano dei pullman ogni settimana con dei turisti principalmente olandesi ma anche belgi, che venivano, e facevamo un tour con Walter, un tour quindi che era legato al vino, al patrimonio gastronomico del paese e della Sardegna in generale, e anche al patrimonio archeologico, quindi la chiesa, il museo diocesano, dove c'è quella Madonna dormiente che chi non l'ha vista è del 1200, cioè è conservata perfettamente, è una cosa incredibile. Cioè, ora io dico sempre, se quella era negli Stati Uniti c'erano milioni di turisti, ora noi è che ce ne abbiamo troppe di cose, però c'è, valorizzando il patrimonio archeologico e anche artistico del paese, ma dell'Anglona, della Sardegna, si potrebbe veramente riuscire a creare un'economia sostenibile. Quindi visitavano il museo, visitavano la chiesa di San Pantaleo, visitavano la cantina e le vigne di Walter, che sono inserite nel contesto del paese ovviamente, visitavano, facevamo un tour anche delle architravi, perché ci sono delle architravi che sono molto 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 belle e che portano anche delle influenze catalane, però anche delle influenze legate a dei culti molto antichi. Per esempio c'è la sirena bihaudata, che è fra l'altro un simbolo che è in tutto il Mediterraneo, un simbolo che è presente anche in Toscana, è molto interessante. Insomma, ora non posso dilungarmi sulla sirena bihaudata, però insomma, come dicevo, non c'ho il dono della sintesi, quindi io dico a tutte le persone che sono qua collegate via Facebook, che sono collegate via Zoom, vale la pena veramente, quando potete, fare un giro a Martis e conoscere sia le persone, sia il patrimonio archeologico e sia appunto il patrimonio architettonico, perché poi ci sono i palazzi di stile ozierese con anche influenze dell'Anglona, quindi è veramente un gioiello, e anche tutta l'Anglona è un gioiello, perché si conosce Castelsardo, ma anche Annulvi, Chiaramonti, la Erru, ci sono veramente le cose che valgono la pena. Quindi sardi e non sardi tutto il mondo, unitevi e passate a Martis. Grazie Giovanni. Prima di dare la parola a Melissa, perché abbiamo visto dal video, per cui ringrazio moltissimo Irio, veramente, che ha fatto un lavoro bellissimo di sintesi. Irio e tutti quelli che hanno collaborato al video, ma la regia chiaramente di Irio. E abbiamo visto dal video che Martis, un paese così piccolo, è un paese ricchissimo di iniziative culturali. Allora io vorrei dare la parola a Melissa Pola, che è l'assessore alla cultura del comune di Martis, che ci illustra brevemente appunto quelle che sono le iniziative culturali veramente importanti in un paese così piccolo. Salve a tutti, grazie Maria Vittoria. Cosa dire delle manifestazioni? Allora, una importante, ne abbiamo già sentito parlare dal video che ha mandato Irio, che è quella di Cinemartist. Non mi dilungo più di tanto su quella perché già tanto è stato detto. L'unica cosa da dire di Cinemartist è che è una manifestazione che in una settimana riesce a coinvolgere l'intero paese, a popolare anche l'intero paese, soprattutto grazie appunto agli studenti dell'Accademia che vanno in giro per le strade, sia dal punto di vista insomma della creazione dei corti, ma non solo, ma anche grazie ai laboratori di pittura,
Infatti abbiamo visto anche diversi murales che sono stati fatti appunto in questi 4 anni durante appunto la manifestazione, che hanno coinvolto anche i ragazzi e i bambini del posto, ma non solo. I ragazzi dell'Accademia che appunto hanno girato i corti sia qua in paese che anche nei paesi limitrofi, hanno anche saputo coinvolgere gli abitanti del paese, quindi hanno fatto anche una sorta di casting per i loro corti, che poi appunto vanno in onda, vengono messi in onda poi l'ultima serata del festival. E questi ragazzi hanno saputo anche coinvolgere per esempio gli anziani che si trovano nella casa alloggio qua in paese. Questo è tanto, perché comunque appunto questo crea un vero e proprio clima di aggregazione e di inclusione. Questo è un qualcosa che all'amministrazione piace tanto, perché con Tiziano appunto è stato anche ribadito anche nel video, anche dallo stesso Davide Bini, il professore dell'Accademia, cerchiamo sempre di puntare sulla cultura, sulla diffusione della cultura, cercando di appunto creare diverse manifestazioni, perché come si dice, di solito si dice che con la cultura non si mangia, ma in realtà non è proprio così, anzi tutt'altro. Infatti una delle manifestazioni più longeve che abbiamo in paese è Ethnos Music Festival, che è un festival che ormai quest'anno è arrivato alla 16ª edizione. È un festival che è nato grazie al contributo della Regione Sardegna e che, diciamo così, voleva portare alla conoscenza del paese, insomma, dell'Anglona, la musica jazz principalmente, che però poi diciamo così, ha spaziato anche con altri generi. Stiamo parlando anche di musica lirica, stiamo parlando anche di cabaret, stiamo parlando anche di reading letterari. Ma non solo, abbiamo avuto diversi ospiti sia nazionali che internazionali, come per esempio Paolo Fresu, Enzo Favata, ma non solo, la stessa Jill degli Shack Attack, che appunto abbiamo visto nel video, è stata protagonista di una serata durante una giornata del festival. Questo festival continua, nonostante con grandi sforzi da parte dell'amministrazione, perché purtroppo non abbiamo più il finanziamento della regione, ma in qualche modo cerchiamo di andare avanti nonostante tutto. Ed è un festival che è nato, appunto dicevo, grazie alla vittoria di un finanziamento da parte della regione 16 anni fa, e che che si svolge in un periodo fuori insomma, decontestualizzato dalla stagionalità turistica. Infatti si svolge proprio adesso, in questo periodo qua, nel periodo invernale. E proprio stasera abbiamo appunto l'inaugurazione della prima serata del festival musicale, che prevede appunto 3 date per quest'anno e che si concluderà dopo Natale. In collaborazione avremo una serata in collaborazione con Cinemartist. Più che altro, diciamo che oltre a oltre al festival musicale, quest'anno abbiamo deciso anche di partecipare ad un bando regionale. Fortunatamente siamo stati finanziati per promuovere la letteratura. Infatti, come vedete qua nell'immagine, abbiamo, diciamo così, dato il via ad Ethnos Festival Letterario, che ha avuto inizio il 30 di novembre, diciamo così, principalmente perché è un festival con cui siamo riusciti a creare un legame con tante realtà,
soprattutto di Martis, ma non solo. Principalmente abbiamo avuto l'appoggio di un'associazione che è nata da poco, che è l'associazione Elighe, che si occupa proprio dell'organizzazione di questo festival letterario, in collaborazione naturalmente con il comune, ma non solo. Abbiamo l'appoggio della biblioteca comunale, delle librerie di Sassari, di Tempio, che ci hanno aiutato nella scelta degli autori per la presentazione dei libri. Abbiamo avuto la collaborazione anche dalla Casa Alloggio. Infatti, fortunatamente dopo questo periodo di pandemia, anche loro hanno avuto modo di avere insomma un'ora almeno ogni tanto al giorno per potersi confrontare con degli autori, una cosa che a loro è fatto tantissimo piacere. Grazie alla biblioteca e alla Comes, che si occupa dell'organizzazione, insomma, della gestione della biblioteca, abbiamo fatto anche dei laboratori per i ragazzi e per i bambini più piccoli. A proposito di questo, proprio domani ci sarà appunto l'inaugurazione di una mostra nel Museo Paleobotanico in Paese, che è stata proprio organizzata dalla biblioteca e dalla Comes, in cui le opere dei ragazzi e dei bambini verranno esposte, e in cui avremo appunto l'inaugurazione di questa mostra, che è la Biblioagenda del 2030, molto interessante. Questo festival ha portato non solo, ecco, come vedete nelle immagini precedenti abbiamo avuto anche una collaborazione che ci ha permesso di creare una mostra del libro antico. Questo qua è il Museo Diocesano, appunto, grazie anche a Don Tamponi, insomma tutto l'ufficio abbiamo potuto fare anche questa iniziativa. L'ultima serata del festival invece sarà il 29 di dicembre e vedrà la collaborazione con l'Istituto Bellieni di Sassari, con cui in realtà collaboriamo già da diversi anni e con cui faremo si svolgerà insomma la quinta edizione di Martis in poesia, che quest'anno sarà dedicata alla figura femminile della donna, insomma, in particolare di Grazia Deledda. Ecco, questo è quanto. Grazie. Grazie moltissimo Melissa. Come vedete, le iniziative culturali in un paese così piccolo sono veramente tante. E a proposito di Cinemartis, direi che Martis ha un rapporto col cinema, anche questo antico, che risale agli inizi degli anni 50. Forse non tutti sanno che gli interni del film di Monicelli Proibito del 54, tratto dal un romanzo di Grazia Deledda, La madre, è stato girato nella chiesa, negli interni della chiesa di San Giuseppe di Martis. Infatti avevamo pensato anche di cercare qualcuno che avesse fatto da comparsa per quel film, e non è detto che non lo faremo, perché ecco, insomma, Idio e il gruppo di giovani di Martis, Davide, eccetera, così c'è un mezzo progetto di continuare, ampliare questo video per poter arricchirlo con altre cose. Ora darei la parola a Antonello Bruno, che invece è Bruno, che ci parlerà appunto dell'ambiente naturale, della biodiversità di Martis. A questo proposito ricordo che Martis è anche la sede del suo comitato della biodiversità del Sanglona. Antonello. Grazie Maria Vittoria, grazie a tutti i partecipanti. Ringrazio tutti per questa splendida diretta che rimarrà poi su internet, per la quale diciamo stiamo cercando di dare il meglio e di presentare questo paese nel modo in cui si presenta veramente, cioè niente di artificiale, niente di sottointeso, bensì così com'è. Quindi io non sono entrato in comune, infatti erano tutti preoccupati
perché non ero in comune, perché stavo arrivando in macchina poi da Sassari, e invece ho detto quasi quasi, siccome devo parlare un po' di ambiente, di turismo e cose, ho pensato di venire direttamente in mezzo a questo paesaggio che vi mostrerò così proprio al volo, splendente oggi, diciamo soleggiato, anche sottoposta al sole in questa splendida giornata, che il paesaggio che viene lavorato, non so se si vede dalla telecamera, però in lontananza vediamo degli agricoltori che stanno lavorando il terreno, probabilmente seminando, se non vedo male. E quindi mi sono permesso di venire qua per far vedere qualcosa, per far vedere un po' la biodiversità che circonda il nostro paese, tutto il territorio dell'Anglona, ma anche della Sardegna e in generale del Mediterraneo, perché sì, Martis è particolare, abbiamo delle unicità, però diciamo, rientriamo all'interno di un contesto, diciamo, molto più ampio, dove troviamo cose che si trovano anche da altre parti. Però le cose di Martis sono un po' più particolari. Noi siamo in questo momento nella foresta pietrificata, dove abbiamo dei fossili, dei tronchi fossili già visti, in qualche modo avete visto le fotografie, avete visto il video che ha fatto Ilio, dove sono stati diciamo ripresi questi tronchi fossili che hanno circa 20 milioni di anni, circa. Un periodo dove la Sardegna era completamente diversa rispetto ad oggi dal punto di vista geologico, dal punto di vista ambientale. Eravamo qua praticamente in un periodo dove avevamo delle zone, chiamiamoli laghi grandi. Oggi c'è un rigagnolo che passa qua vicino, ed era un'area particolare che ha subito diciamo degli effetti vulcanici che hanno lasciato il segno, quindi con la cenere, l'acidificazione dell'acqua, dei processi chimici che in qualche modo hanno reso eterni, o comunque eterni per quanto riguarda la sensibilità umana, per quanto riguarda il tempo, diciamo dei tronchi che sono testimonianza di quello che c'era qua allora, e come ho detto nel video, sahariano forse era un po' esagerato, però subsahariano, quindi piante che esistevano nella zona subsahariana, quindi a nord dell'Atlante, del Nord Africa. Praticamente le piante che esistevano lì esistevano anche in Sardegna, e questo naturalmente era un indicatore di clima, è un indicatore di clima, il quale fa emergere delle similitudini che erano presenti in tutta quest'area, e che naturalmente riportano questo sito di importanza mondiale, assieme ad un altro sito che si trova nel centro della Sardegna, che in qualche modo mettono in mostra tutto questo materiale che ci ha lasciato la natura e ci ha lasciato il tempo, e naturalmente anche i martesi che hanno in qualche modo gestito indirettamente, non per fini turistici, ma spostandoli da qua a là, questi massi che in qualche modo si sapeva che era qualcosa di importante, e quindi hanno gestito anche loro indirettamente per salvaguardare questi massi. Naturalmente in quest'area abbiamo anche delle strutture lignee abbastanza recenti che sono stati creati da un architetto molto famoso qua in Sardegna, che è stato direttore anche della facoltà di architettura di Alghero, che ha lasciato questo segno, il professor Macciocco, che a me inizialmente dava un po' fastidio, diciamo una struttura che era un po' lasciata a se stessa. Invece ha un'importanza, mi metto così magari si vede nello sfondo, chiedo scusa ma è una cosa molto improvvisata questa, e quindi diciamo è una cosa molto grande, sarà lunga io penso intorno ai 70-80 metri, molto alta 5 metri circa, che comunque dal paesaggio circostante, dalle strade circostanti, dalla statale 127 e così via, si vede, e quindi dicono, cioè chi viene, chi passa, chi è soltanto anche di passaggio, soprattutto in primavera, l'estate, dice ma che cosa c'è lì? E quindi si avvicinano. Non è l'unica opera, è diciamo un set di quattro
architetture che danno un valore aggiunto al territorio. Naturalmente hanno necessità di cure e di manutenzioni periodiche, cosa che dovrà essere fatta a breve, e quindi diciamo dà il benvenuto a questa cosa. Quindi io ora vi farò vedere qualche masso così spero che si veda, perché io non sono molto bravo. Eccoci qua. Allora, qualche masso pietrificato è una serie di altri massi, scusate, di tronchi pietrificati, e un'altra serie di tronchi che vedete lì in lontananza. Niente, quindi proseguendo, adesso sto andando in direzione San Pantaleo, forse si vede anche questa. Irio nel frattempo mostra qualche, esatto, grazie Irio della collaborazione, dell'aiuto e sostegno per questo. Io mi accingo in direzione San Pantaleo, vi farò vedere anche, quando sarà finita la proiezione, anche un paesaggio limitrofo, che è quello di Chiaramonti, che praticamente è dominato dal castello appunto di Chiaramonti, che è un ulteriore segno del territorio, anche se non è del comune di Martis, però è un segno molto importante. Per quanto riguarda, diciamo, la catalizzazione del mio intervento, del mio piccolo intervento a livello comunale, cercando di dare un contributo, cercando di amplificare alcuni aspetti, io devo ringraziare fortemente tante persone. In primis quelli di Martis, che naturalmente mi hanno sostenuto durante l'infanzia e mi hanno fatto conoscere il paese, però anche tante altre persone che sono stati visitatori di questo territorio e che hanno fatto capire, non solo a me, ma anche a tanti altri, l'importanza del territorio, l'importanza delle radici, ed è quell'importanza che una parte dei presenti interlocutori odierni, diciamo, in qualche modo manifesta, perché se siamo qua perché amiamo e teniamo a Martis. Quindi devo ringraziare il professor Camarda, il professor Schumacher, un grande cultore, anche se tedesco, un grande cultore della Sardegna, e naturalmente tante altre persone, i miei genitori, tutti quanti, che naturalmente hanno dato sempre un senso alla presenza qua in questo paese. Volevo dire anche alcune cose, chiedo scusa per l'emozione, però è il periodo forse. Volevo leggervi una poesia che purtroppo non so a memoria perché non ci sta più niente nell'hard disk, anzi l'erosione delle cellule cerebrali sta prendendo piede, e quindi mi accingo alla macchina dove ho il PC e dove ho la poesia scritta di un martese scomparso tanto tempo fa, suggeritomi da Antonio Gabino Lasia, altro hard disk, diciamo, del paese, e che ha tante informazioni ancora da dare, e quindi ve la leggo e con questo poi vi saluto. Che ha a che fare con le piante, ed è molto molto interessante. È in sardo, ma ve la traduco proprio al volo anche in italiano. Credo che non ci sia bisogno forse di tradurla. No, Comunque... vabbè, per il tempo, ok. Sì. Allora, è la canzone delle erbe, Sarantone de Selvas. In sulla olzu remedium non bada, che vissi spantu de ogni massaiu. Tottus a selvas bisununadas e tottunadas in su mese maiu. A fager conto in ari no bada, a isalgare bighere d'aiu. Si appere su inari, scusate, ho perso al volo, lo riprendo al volo, scusate. Allora, eccoci qua, compassa la pagina. A fager conto in ari no bada, a isalgare bighere d'aiu. Si appere su inari e su ducca, dell'isalgare non di esso mai. Tottu es fenalzu e cucca cucca. Tottu es fenalzu e cucca cucca.
lasciatemi terminare, sto chiudendo, scusate, ma eccola qua. Sorighina, Isciocco e Pappai, Trovolzu, Mole Mole e Almuranta, Bardizzu, Guncoa e Mazzone, Basaloru, Lolzu e Usciareu, Elva Buddina, Cunnaurasu e Caldureu, Brammuzza, Nughe Nughe e Cagarantu, Lataredda, Pavanzolu e Panesantu. Questo, diciamo, è un pignatti sintetico delle piante che esistono a Martis e che erano molto comuni e delle quali la gente si cibava o comunque ne traeva beneficio. La poesia è di Nicola Vintu, che, cioè, ripeto, scomparso e che ha lasciato questa cosa ai posteri. Io vi ringrazio e buon lavoro. Non mi sento più. Grazie Antonello per questa testimonianza dal vivo della foresta pietrificata. A proposito di quest'ultima poesia, vorrei ricordare che sempre nativo di Martis, il farmacista Antonino Mundula ha raccolto tutte le erbe medicinali alcuni volumi si trovano anche all'Università di Sassari, indicando il nome sardo in latino e anche le ricette che potevano essere, le malattie quindi che potevano essere curate con queste erbe. Ne ho parlato con Angelino Mereu una volta e lui mi aveva detto di conoscere questi volumi. Ora do la parola a Francesca Assini, che ci parlerà delle tradizioni popolari di Martis. È un tempo limitato perché stiamo parlando. Francesca, fra l'altro, conduce i corsi di sardo a Martis. Magari se ci puoi dire anche qualcosa, se sono frequentati, no, come, da chi, eccetera. A te la parola, Francesca. Grazie Maria Vittoria, buonasera a tutti e a tutti. Come ha detto Maria Vittoria, io mi occupo principalmente di lingua e cultura sarda, non solo a Martis fortunatamente, ma in tanti altri paesi, in questo periodo anche online. I corsi online sono stati un successo perché hanno dato la possibilità a molti sardi e non nel mondo di partecipare. Abbiamo veramente alunni da ovunque. America, Australia, Messico, Argentina, veramente da tutto il mondo siamo seguiti per questi corsi. A Martis ho la fortuna di averli fatti prima della pandemia, quindi in presenza, e sono stati seguiti anche qui. Ho avuto un gruppo di studenti che ho portato avanti per 5 anni, li abbiamo fatti diplomare. Io questo lo faccio per lavoro, per hobby, sono parte attiva di questa comunità, faccio parte dell'associazione Elighe citata da Melissa, ho fatto parte della consulta giovanile, della Prolocco e quindi faccio tutto quello che posso per la vita pubblica di questo paese. La festa principale di Martis è San Pantaleo, che è il santo patrono protettore. Come dice un signore anziano di Chiaramonti, pro santo Pantaleo su Maltesu dorra puru da Nuova York. Maria Vittoria ne è una testimonianza perché anche lei ogni anno il 27 luglio, anche suo marito, ogni anno il 27 luglio tornano a Martis. Sappiate che la messa, anche se si tratta di giorno lavorativo, è sempre stata fatta la mattina, perché proprio noi a questa festa ci teniamo, una solennità, è il nostro Natale, si può dire. Quindi il santo viene portato in processione per tutto il paese e poi viene celebrata la messa solenne. Il 26 è preceduta ovviamente dai vespri, poi si fa anche la festa civile. Un'altra tradizione molto importante che rimane ancora è la festa di San Giovanni, in cui si fanno i fuochi, che si fanno in gran parte della Sardegna, tant'è che in sardo il mese di giugno viene chiamato Lampadasa proprio per questo, per le luci, i fuochi che si accendono la notte, il giorno dei Vespri, esattamente il 23 giugno, San Giovanni è il 24, e in cui parlo di Martis. Prima si faceva un fuoco in totus a carrelas, quindi ogni via aveva, ogni quartiere aveva il suo fuoco. Ormai
portiamo sempre avanti la tradizione, ma purtroppo la gente è diminuita, abbiamo il problema spopolamento, però ne facciamo uno unico. I bambini sono molto contenti di saltare. Anticamente si diventava compari e comari di Fogarone, si saltava il fuoco e si diventava compari e comari. Questo un po' è passato, però i bambini tutt'oggi sono molto felici in questa giornata. Altra tradizione, vado veloce Maria Vittoria, come mi hai chiesto tu, altra tradizione molto importante alla quale teniamo e mandiamo avanti è Sant'Andria, che il 30 novembre ancora siamo uno dei pochi paesi che hanno tenuto in tutta la Sardegna questa tradizione, credo insieme a Bono. I bambini escono per le vie del paese con delle zucche che vengono svuotate, intagliate il giorno precedente in modo che la zucca si asciughi, viene messa dentro una candela. Solitamente si tende a intagliarle in modo da creare delle facce molto spaventose. Quindi si va in giro per le case dei martesi a bussare. I bambini sono sempre attesi, i martesi vanno apposta a fare la spesa per Sant'Andria, comprano cioccolati, caramelle, poi si danno noci, carica, un po' di tutto quello che sia in casa. Ultimamente, la verità, anche dei soldi, diciamo. E i bambini girano con le zucche e con dei coperchi o con degli strumenti per fare molto chiasso. Possiamo anche accennare un attimo alla Settimana Santa, di cui ancora conserviamo solo pochi riti, tra cui il più importante è forse il Sigravamento e S'Incontro. Sigravamento il venerdì santo, in cui Gesù viene portato giù dalla croce, e la domenica di Pasqua c'è ancora la tradizione del S'Incontro, in cui Maria incontra Gesù in piazza, partono da due chiese diverse e si incontrano in piazza. Quindi la Madonna vede Gesù risorto e questo si chiama S'Incontro. Penso di aver detto tutto nel tempo necessario. Grazie Maria Vittoria e grazie a tutti e a tutte. Grazie Francesca, sei stata quasi nel tempo. Adesso io darei la parola a Antonio Ossini, che è un allevatore di Martis. Era previsto anche l'intervento di Walter Deledda della cantina Binzamanna, che comunque abbiamo visto nel video, però purtroppo per un imprevisto non potrà essere presente. Allora diamo la parola a Antonio Ossini, che è appunto un allevatore di Martis. Prego Antonio. Adesso sì, di nuovo. Buonasera a tutti, grazie Maria Vittoria per avermi dato l'opportunità di illustrare qualche piccola attività imprenditoriale di questo paese per l'appunto. Devo dire che vedendo il filmato mi è tornata alla mente qualcosa, perché in pratica io un po' ho fatto da precursore a questi ragazzi che si sono stabiliti a Martis qualche ventennio dopo, in quanto io ho iniziato a 20 anni nel 1974 e l'ho portato avanti per 40 anni, 45 insomma, ancora oggi sono in attività. Quindi io allevo pecore di razza sarda che sono caratterizzate per la produzione del latte. Ovviamente la mia presenza in campagna si motiva anche dal fatto che mi ritengo non tanto uno sfruttatore delle risorse quanto un custode di quello che noi abbiamo ereditato dai nostri predecessori praticamente. E quindi io allevo in maniera ecosostenibile, possibilmente nel modo più biologico possibile, con un occhio di grandissimo riguardo per il benessere degli animali, perché ormai chiaramente con le nuove normative
è chiaro che dal pascolo brado siamo diventati semibrado, nel senso che di giorno gli animali pascolano al sole, insomma, nei prati, però poi la sera vengono ospitate, diciamo così, ricoverate, per meglio dire, negli ovili, che sono per animali ovviamente molto confortevoli. Quindi il tipo di allevamento è questo. La produzione principale è il latte, poi si producono anche agnelli IGP, sempre osservando un disciplinare che consente di diciamo, sfruttare al meglio le potenzialità del prodotto in senso di salubrità, sanità e qualità organolettiche di quello che si produce. Poi il latte viene trasformato in formaggi, che sono i formaggi tipici di questo territorio, un po' di fiore sardo, pecorino sardo, e poi a livello industriale, perché ormai le produzioni artigianali sono di nicchia, a livello poi naturalmente industriale si produce il pecorino romano, che forse è il formaggio della nostra produzione che è più conosciuto nel mondo. Bisogna ricordare anche una piccola cosa che soprattutto nella denominazione trae in inganno, perché il 93% del pecorino romano che si produce nel mondo viene prodotto da latte di pecore che vivono in Sardegna, creando un indotto di circa 500 milioni di volume da fare. Questo era giusto per dare anche qualche numero per quanto riguarda, per quanto può essere importante ovviamente l'allevamento ovino, non solo a Martis ma in tutta la Sardegna e anche in parte dell'Italia. Questo giusto per... Poi, che altro dire? Non abbiamo margine di tempo per poterci dilungare più di tanto. Riguardo ai cambiamenti c'è anche da dire che ormai la ricerca è molto avanzata e quindi si studiano sempre pecore di razza sarda, però cercando di dare un'attitudine più specifica nella produzione del latte, nel senso che non solo, cioè proprio per dargli qualità, nel senso che si cerca di produrre un latte più ricco di grassi, di vitamine, di proteine, che diano sempre una maggiore specificità e una maggiore eccellenza al prodotto che viene trasformato. I margini sono questi, non mi resta altro che augurarvi un buon lavoro, un abbraccio a tutti. Sono anche commosso perché insomma non sono avvezzo a queste cose, noi allevatori siamo molto riservati e quindi per me, anche se non c'è nessuno, è un grande evento pubblico. E vi ringrazio nuovamente facendovi i miei migliori auguri per un buon Natale. Grazie Antonio, tantissimo. Allora, io darei la parola veramente pochi minuti, se no te la levo, a Giovanni per chiudere un pochino gli interventi e parlarci un po' del progetto dei nomadi digitali. Come avevamo accennato prima, Martis è stato adesso un po' interrotto per il Covid, anche il centro di un passaggio di viaggiatori che si trattenevano a Martis anche qualche mese, e credo che da questo humus sia nato anche il progetto dei nomadi digitali. Se ce ne puoi parlare un attimino, Giovanni, ma veramente pochi minuti, ti leverò la parola. Va bene. Fermatemi quando esagero. Comunque qua vedete il bellissimo sole di Stoccolma, io con le luci spente, sono le 4, sono le 3:30, siamo nel buio. Quindi, allora, la faccio breve. Una delle volontarie
che è venuta a casa nostra, una ragazza tedesca, si chiamava Christine, disse: ma questo è il paradiso, sai che facciamo? Siccome è previsto nel 2030, questo prima del Covid, no? Nel 2030 ci saranno 1 miliardo di lavoratori a casa, cioè che lavorano a distanza perché non si sapeva del Covid, però questi lavoratori soffrono di depressione perché la mattina sono in pigiama, giusto? Perché non vanno al lavoro, non escono, non prendono il metro, non prendono la macchina, sono soli e quindi soffrono di solitudine. Noi li portiamo qua, questi bei lavoratori col computer, perché qua manca il lavoro, mancano i soldi, ma c'è buon cibo, ci sono persone come il signore Antonio Sini che lui ha citato le pecore, ma altro che hard disk, c'è un contadino che mi ha insegnato tutto sulla coltivazione dell'orto, perché fa un orto che fa impressione, cioè un orto biologico che potrebbe insegnare all'università. Ora lui non l'ha detto, ma la pastorizia è stata, diciamo, la sua attività principale, ma ecco, quindi c'è il vino, c'è l'olio, c'è un buon cibo, una buona aria e soprattutto c'è lo spirito di comunità che si è perso nelle città. Quindi l'idea è prendere le persone, offrire alle persone che lavorano a distanza un alloggio e degli spazi di coworking dove quindi è attirare le persone, perché il costo della vita è basso, queste persone che vivono tramite lavoro informatico o comunque di programmazione hanno già il lavoro e quindi questo sarebbe un volano per l'economia anche locale, perché ovviamente l'ortolano, il muratore, il bar, tutte le persone potrebbero dare un servizio alimentare, ma tutto, no? La farmacia, tutto, a queste persone che hanno uno stipendio. Quindi il progetto era questo, l'abbiamo presentato in Regione Sardegna, abbiamo fatto un progetto che coinvolgeva appunto diversi attori, c'erano 3 imprese coinvolte, c'erano più di 20 famiglie, avevano dato a disposizione la casa per far questo, c'era il comune di Martis appunto e c'era anche un'impresa molto importante per quanto riguarda Rent.it, insomma, che avrebbe dislocato la sua fase di programmazione della sua app a Martis, perché anche questo manca in Sardegna, queste professionalità di informatiche, no? Quindi se ci fossero state queste professionalità che avevano la capacità di programmare, di fare siti, di fare app, ci sarebbe stato anche la possibilità di creare dei posti di lavoro legati a quello, insomma, quindi e attirare degli investitori. La regione ha bocciato quello, ma perché la regione è leghista, quindi nomadi digitali, se erano autarchici digitali, dicevano di sì, ma nomadi gli ha fatto un po' paura, capito? Perché sapete un po', no? Solinas, poverino. E quindi ci hanno bocciato il progetto, ma il progetto, fra l'altro, da poco ha vinto, una ragazza di Martis l'ha presentato come progetto tramite la sua scuola e ha vinto un premio come migliore idea per il ripopolamento, appunto. Poi con il Covid il miliardo previsto nel 2030 praticamente è già avvenuto, quindi ora saranno 1,5 miliardi di persone che lavorano da casa. E quindi praticamente tutto questo processo, se noi fossimo stati pronti, se la regione ci avesse finanziato, saremmo stati già pronti al momento del Covid. Fra l'altro avevamo avuto anche delle prenotazioni, perché questa ragazza tedesca è stata intervistata da Der Spiegel, che è il maggiore quotidiano tedesco, e già avevamo avuto delle chiamate. Noi dicevamo non siamo mica pronti, non dobbiamo ristrutturare le case, aspettavamo per fare il coworking. Fra l'altro non è arrivata ancora la fibra, ora è arrivata anche la fibra. Quindi, però nonostante questo noi non ci diamo per vinti, nel senso che il comune continua a essere interessato a questo progetto. Fra l'altro poi dopo di noi altri paesi come Ollollai per esempio e anche altri paesi in altre parti d'Italia si sono, diciamo, candidati a essere un posto per lo smart working, perché ovviamente quando uno lavora via internet non ha necessità di andare sul posto di lavoro e quindi può lavorare da ovunque. Questo potrebbe essere appunto una grossa opportunità per i paesi in spopolamento, perché appunto Giovanni, ho finito, benissimo, un saluto a tutti. grazie. Allora speriamo quando volete venire a prossima... abbronzarvi vi invito qua a casa mia a Stoccolma.
prossima volta potremo parlare anche dei nomadi digitali. Allora io darei la parola al sindaco per un breve saluto conclusivo e poi Angelino Mereo che si è prenotato, se appunto Elio è d'accordo. Facciamo parlare il sindaco un attimino e poi diciamo faremo le conclusioni, dopodiché passeremo la parola. Prima ha chiesto la parola Alma De Silvestro e poi Angelino che poi può concludere se non ci sono altri interventi. Prego, signor sindaco. Sono in linea? Sì. Oh, tanto abbiamo visto che tutta questa esposizione è fatta dai nostri collaboratori, dalla gente che ci ha lavorato. Abbiamo visto come ha esposto o come hanno esposto sia i nostri siti archeologici e sia tutte le nostre peculiarità tramite l'amico Antonio. Dunque io spero che questo sia un inizio, sia che questo percorso è un inizio in maniera tale che tutte queste parole che abbiamo detto si trasformino in realtà. Effettivamente noi come amministrazione comunale abbiamo già lavorato, come sia il vice sindaco Antonello, sia l'assessore, sia Francesca Assini. Noi stiamo sempre lavorando e cercando di fare ulteriori eventi in maniera tale da poter attirare turisti che viaggiano. Però il discorso importante è quello anche di entrare in rete, perché è importante anche che tutti noi come paese, intendo, abbiamo anche delle altre realtà dove dobbiamo appoggiarci, perché un turista viene in Sardegna, è vero, viene soprattutto per il mare, questo dobbiamo rendercene conto, e va nelle grosse città di mare, Alghero, Castelsardo, via del genere. Però ha bisogno anche di archeologia, di cultura, e dunque viene all'interno, ha bisogno delle manifestazioni, viene all'interno. Dunque il turista dobbiamo curarcelo così, con ipovie, dobbiamo curarcelo con percorsi che devono essere finalizzati e cose del genere. Dunque io spero che tutto questo sia proprio un inizio, spero che si vada avanti e si veda un po' questo tipo di discorso. Prova ne sia che Martis, che voi non vedete, però sta attuando un centro di servizi per l'Anglona. Dunque sarà proprio il centro per delle informazioni che ogni turista avrà e sarà a Martis, dunque verrà anche per quello. Io auguro un in bocca al lupo a tutti e sperando che questo progetto e tutte queste manifestazioni vadano avanti. Grazie. Grazie signor sindaco. Allora velocemente Alma De Silvestro, 2 minuti, Alma De Silvestro e 2 minuti anche Angelino. Benissimo, allora vorrei dire che quest'estate io sono venuta a Martis e ho visitato la chiesa di San Pantaleo, però dal filmato ho visto che c'è molto di più, per cui conto di ritornarci e magari prendendo anche una guida. Seconda cosa vorrei sapere, siccome io ho visitato la foresta pietrificata di Laerru, se quella di Martis è praticamente una continuazione di Laerru. Non ho capito io. Ecco. Maria Vittoria, rispondi te oppure? Insomma, se c'è Antonello però sì, è una continuazione, l'ha detto anche un po' Antonello nell'introduzione, è tutta una vallata che partendo da Martis, passando per Laerru, arriva sino a Perfugas, e quindi è tutto lo stesso fenomeno. Okay. Sì. Grazie. Se mi permettete vorrei rammentare che sono 100 km quadrati di foresta pietrificata, è una superficie. Capito. Comunque Martis, Laerru, Bulzi, Perfugas, prenderebbe anche parte minimale sia di Santa Maria che di Chiaramonti. Bene. Ok? Sì, grazie. Bene. Grazie signor sindaco. La parola allora a Angelino Mereo, che è il presidente del circolo Axit di Firenze. Buongiorno a tutti, ma semplicemente per un saluto e per un ringraziamento, cioè ringraziare Maria Vittoria, Nive, Sirio, l'amministrazione comunale, tutti quelli che sono intervenuti. Voglio ringraziare tutti perché oggi credo si sia data dimostrazione pratica di quelle che sono le soluzioni per risolvere i problemi dei nostri paesi. Oggi è stato messo in evidenza quelle che sono le potenzialità
dei nostri comuni, per piccoli che siano, si conservano dei patrimoni, delle conoscenze, delle tradizioni incredibili. Incredibili, basta farle conoscere veramente, le cose che diceva Giovanni prima sui collegamenti in rete sarebbero eccezionali per far conoscere queste potenzialità e per combattere quel fenomeno purtroppo dilagante che riguarda i nostri paesi dello spopolamento. Credo che le soluzioni siano queste. In passato sono state cercate e individuate dalla politica soluzioni che poi alla lunga si sono dimostrate molto fallimentari, per cui è bene lasciarle perdere, è bene andare a trovare le risposte direttamente nei paesi, parlando con le persone, con i giovani, con gli anziani, con chi in questi paesi ci abita e li vive in tutto e per tutto, ecco, con i pro e i contro che ci possano essere. Credo che siano queste le soluzioni. Noi come circoli fuori dalla Sardegna siamo molto attenti a queste cose, siamo molto attenti perché con lo sguardo esterno riusciamo anche a vedere cose che forse stando in Sardegna non si vedono, riusciamo a evidenziare anche problemi che spesso sono trascurati e siamo sempre comunque disponibili a lavorare, a dare una mano, a contribuire per quello che possiamo fare per far conoscere le cose più belle della nostra terra. Ringrazio Maria Vittoria che mi ha citato a proposito delle piante medicinali prima. Come sai, qui a Firenze abbiamo competenze notevoli, chiamiamole così, per quanto riguarda le piante medicinali della Sardegna, per cui quando a Martis volete fare qualcosa siamo anche disposti a spostarci da Firenze per venire a Martis, via, per una cosa del genere. Grazie veramente a tutti. Grazie anche per aver citato il professor Camarda, che oltre a essere un botanico di prima qualità è mio compaesano, per cui mi fa piacere che un pezzettino di Orani sia arrivato anche a Martis a dare il suo contributo. Bene, grazie a tutti veramente. Buonasera, se per me permettete voglio dire due paroline per concludere, se volete, veloci. Volevo ringraziare io innanzitutto il complesso di Martis. Io ho vissuto ai confini di Martis e a Nulvi per tantissimi anni e grazie agli amici di Martis io ho conosciuto tutto il territorio, da qualsiasi parte, dentro e fuori il paese. Ho apprezzato la loro ospitalità perché mi sono ricordate in questo periodo le feste, sono ricordate il Capodanno che ho passato con loro. Quindi volevo ringraziare e complimentarmi col comune perché pensavo che passando gli anni qualcosa si fosse perso, ma ho constatato che è stato bellissimo e hanno conservato le loro tradizioni e quello che io mi ricordavo. Grazie a tutti e buoni complimenti a tutti. Grazie. Elio, posso intervenire? Solo un secondo, visto che la mia consigliera mi ha fatto un po' da apripista, ma sono stata citata all'inizio, mi sembrava insomma giusto. Non ti sento, Elio, almeno io? Certo che sì, anche perché siamo tutti felici, lo sai. Grazie veramente. Sì, per noi, come ho detto a Milano, poi al congresso, mi presento molto velocemente, sono Nicoletta Menneas, per chi non mi conoscesse, presidente dell'Associazione Culturale Sarda Sciardana di Perugia, la quale ha ricevuto appunto pochi giorni fa, settimana fa, il tanto attesissimo riconoscimento della Regione Sardegna. È sicuramente un bellissimo traguardo per me personalmente e soprattutto anche insomma per tutti i ragazzi del direttivo che vedo anche in linea anche adesso, con tanti sacrifici, però devo dire guarda siamo molto soddisfatti, quindi veramente grazie a te Elio che sei stato molto importante, alla presidente Mascia, a tutto l'esecutivo insomma uscente e anche a quello devo dire comunque appena eletto.
presidente Bastianino Mossa comunque con noi ha già partecipato a diversi eventi e devo dire grazie comunque a tutti i colleghi presidenti che ci sono anche adesso perché comunque abbiamo fatto organizzato tanti eventi insieme e la collaborazione è stata veramente molto molto importante, quindi a noi ci ha fatto sicuramente crescere e ci ha supportato in questo e sicuramente ci dà una bella spinta, una bella voglia di continuare ad organizzare eventi. Solo un minuto per complimentarmi con Maria Nives, con la Maria Vittoria e per tutti i martesi. Devo dire la verità, anche io non conoscevo questo bellissimo paese, però come ho fatto per quest'estate per Tortolì, sicuramente appena torno in Sardegna andrò a visitarlo perché merita. Un'altra perla della nostra meravigliosa Sardegna che non può non essere, insomma, non ci si può non andarci e conoscerla. Quindi e poi questo, no, Elio, il senso del nostro laboratorio, no? Comunque il motivo, lo scopo principale è far conoscere veramente queste perle, queste meraviglie che la nostra Sardegna ha, e ne ha tantissime. Grazie e complimenti a tutti. Certo Nicoletta, grazie. Allora comunque volevo anche dare la parola un attimino a Irio perché con la sua pazienza e con la sua professionalità ha permesso questo evento, dopodiché poi chiuderò. Per cui Irio, se vuoi dire qualcosa, mi pare giusto. Grazie, no, volevo solo ringraziare l'amministrazione di Martis, il sindaco, Antonello, Melissa, tutti quanti, Giovanni, tutte le persone che sono prestate, tutti gli abitanti di Martis che si sono proprio prestati, sono stati disponibilissimi, gentilissimi, che mi hanno accolto, ma vorrei ringraziare Davide Tuseddu, che è la persona che mi ha fatto da tramite e che si è occupata di tutta l'organizzazione di questo lavoro, soprattutto dalla parte che riguarda il documentario che abbiamo fatto e che vogliamo implementare comunque per fare un lavoro ancora migliore. Grazie a Davide che è sempre dietro le quinte, ma è stato fondamentale per noi. Grazie e grazie a tutti voi. Bene, bene Irio, noi ti ringraziamo, non mi prolungo nemmeno io nei ringraziamenti perché ovviamente avete già ringraziato, io mi associo ovviamente a tutti quelli che ci sono. Come dico sempre, alla fine di questi eventi, ancora una volta ho avuto la riprova di quanta competenza, professionalità, preparazione e soprattutto passione noi ritroviamo ogni volta che andiamo a visitare questi paesi. Diciamo dalle persone dell'amministrazione alle persone che seguono e valorizzano e proteggono questi luoghi, agli imprenditori, complimenti effettivamente a Antonio Simi perché dimostra effettivamente di essere un custode dell'ambiente ed è così che vorremmo trovare, diciamo, i nostri spazi anche quando, ed ha ragione lì Maria Vittoria, userò anch'io il termine viaggiatori, che lo ruberò invece ai turisti, lo ruberò proprio perché mi sembra più appropriato e quindi grazie, ma ti dico che lo prenderò e lo assumeremo noi direttamente all'interno del nostro laboratorio. Allora voglio chiudere ringraziando una persona che due persone ci seguono sempre, uno ovviamente è Claudio Moica che ci segue con la TV Ionoas e poi il nostro amico attore, va bene, Fabrizio Passerotti, che si nasconde sempre ma comunque che è comunque sempre presente e ci segue. Allora gli eventi prossimi, allora per chi ci vuol seguire martedì 21 faremo gli auguri in diretta a livello internazionale. 3 o 4 circoli stanno preparando un qualcosa di abbastanza interessante, simpatico, molto leggero. Quindi alle ore 21 ci troveremo sempre su Zoom. Poi il prossimo passaggio della Sardegna si racconta sarà fatto su Mogoro, ancora la data non è certa se è l'8 o il 15 di dicembre, e poi chiaramente seguirà a Semeni, Bitti, e poi ovviamente incominceremo con febbraio il carnevale, poi con marzo ovviamente affronteremo il nostro
quello che è uno dei nostri altri cavalli di battaglia è che è diciamo, il genere, quindi parlare della donna, come abbiamo fatto nella nostra trilogia già nel 2020. Prima di chiudere voglio dire un'ultima cosa a Giovanni Marchetti. Allora, per quanto riguarda il progetto che te stavi dicendo, penso di poter dire anche a nome degli altri circoli, va bene, che noi ci siamo eventualmente, possiamo essere dei partner, probabilmente pesare all'interno di un progetto, per cui tranquillamente troviamoci e guardiamo se riusciamo a realizzare, perché il fine è veramente interessante. Martis è stata un'altra scoperta, come diceva anche Nicoletta. Per cui vi ringrazio nuovamente tutti e come sempre si suole dire nel nostro laboratorio, un abbraccio circolare a tutti e grazie. Grazie a tutti, un abbraccio a tutti.